questa parte c'è il complesso operatorio oculistico diretto dal dottor Antonio Marino. Siamo nell'ospedale Garibaldi Nesima. Oggi vi presentiamo questo reparto. Il reparto più in generale è quello dell'oftalmologia. Siamo appunto con il direttore, il dottor Antonio Marino. Dunque, presentiamo questo reparto intanto in cifre, in numeri. Quanti posti letto? Ma c'è bisogno di posti letto? Allora, intanto buongiorno a tutti voi. Con grande piacere, mi fa piacere presentare questa struttura che è l'oftalmologia. La divisione di oculistica ha delle caratteristiche completamente diverse rispetto alle altre unità che erogano prestazioni agli utenti. Perché? Perché questa disciplina esegue la maggior parte di tutte quante le prestazioni in un regime che non necessita la esecuzione di un ricovero. Dei hospital. Per cui sì, sono dei regimi che vengono chiamati o dei service o dei hospital con diciamo esecuzione della prestazione entro le 12 ore diurne. Per cui i posti letto sono veramente molto pochi. Questa è una struttura molto grossa, molto importante, utilizza alcuni posti letto per quelle situazioni estremamente particolari che sono però una piccola parte che devono rimanere in osservazione per 24-48 ore. Certo, no, questo dipende, ci sono situazioni che sono ovviamente dei casi abbastanza poco numerosi che necessitano il ricovero, quindi tutto viene fatto nell'arco delle 12 ore. Il paziente molte volte arriva la mattina e entro 2 ore viene operato e nell'arco della mattinata addirittura viene dimesso. I vostri servizi? Facciamo una scaletta. Questa è una struttura fondamentalmente di tipo chirurgico. Questa è una ARNAS, un'azienda di rilievo nazionale di alta specialità, per cui l'oculistica che svolge l'attività all'interno di questa azienda è una struttura cosiddetta di secondo livello, cioè qui da noi vengono tutte quelle cose più complesse, soprattutto di natura chirurgica, da varie parti della Sicilia. Noi facciamo dalla chirurgia ovviamente della cataratta, dalla chirurgia della retina, alla chirurgia della cornea, del glaucoma e così via. Non solo, ma questa struttura proprio per questo tipo di prestazioni prettamente chirurgiche è proprio dotata di notevoli spazi di chirurgia. Ha infatti 3 sale operatorie attrezzate con le migliori tecnologie in questo momento esistenti al mondo. Quanti interventi fate all'anno? Noi facciamo intorno ai 5.300-5.400 interventi, e questo è possibile proprio perché ci sono 3 sale operatorie, c'è un sistema organizzativo perché per fare una prestazione chirurgica non ci vuole solo la sala, ci vuole il personale di sala, ci vogliono i chirurghi oftalmologici, gli anestesisti, il supporto di tutti quanti i servizi, vedi elettrocardiologia o laboratorio analisi. C'è tutto un sistema organizzativo che permette di fare questi numeri perché ha tutto una serie di supporti che diciamo permette di organizzare. Quindi anche il vostro reparto è strettamente connesso con altri che erano appunto il questo servizio. Diciamo per dire che il funzionamento di una struttura non è avulso da tutto quello che c'è attorno, perché noi, se non abbiamo tutto un sistema organizzativo che coinvolge varie strutture dell'ospedale, non possiamo lavorare, per cui è tutto un sistema. Quindi questo per dire che l'oculistica del Garibaldi, che è una struttura che diciamo funziona molto bene, non è soltanto merito mio e del gruppo di oculisti che ci lavora, ma è merito di tutto un sistema organizzativo che coinvolge tutta l'azienda. E noi siamo entrati in sala operatoria, adesso vediamo delle immagini, stiamo cominciando a vedere delle immagini di un intervento, anzi di diversi interventi che lei stesso ha effettuato. Sì, che cosa stiamo noi come vedendo? dicevo abbiamo 3 sale operatorie, recentemente, e questo è un merito che bisogna dare all'assessorato alla sanità e alla direzione strategica di questa azienda diretta dal dottor Fabrizio De Nicola,
insieme al direttore sanitario il dottore Giammanco e il direttore amministrativo dottore Annino, che durante proprio il periodo Covid, quindi in un momento estremamente difficile, hanno potuto sviluppare l'utilizzo di fondi per innovazione tecnologica. Infatti noi abbiamo rinnovato completamente le nostre sale operatorie in termini soprattutto di strumentazione, e mi riferisco soprattutto ai microscopi. Noi abbiamo dei microscopi di ultimissima generazione. Dalle immagini che vedete, infatti vedete che utilizziamo dei sistemi tridimensionali. Noi non utilizziamo il classico microscopio con le ottiche, ma utilizziamo un monitor ad altissima definizione che tramite un occhiale che ti permette di vedere in modo tridimensionale, migliorando in modo enorme tecnologia la qualità. Digitale, ovviamente. Sì, sono tecnologie digitali che ti danno una qualità di quello che vedi elevatissima, e chiaramente ti permettono di fare cose che chiaramente con una precisione estremamente che elevata. in oculistica è ovviamente fondamentale. È fondamentale perché noi facciamo tutta la nostra chirurgia al microscopio, per cui il microscopio rappresenta uno strumento indispensabile per poter fare chirurgia di qualità. Non solo, ma uno di questi microscopi è dotato anche di un sistema che si chiama OCT, una sorta di TAC che noi utilizziamo intraoperatoriamente, che ci permette di valutare quello che facciamo in tessuti estremamente piccoli, perché considerate che i tessuti dove noi lavoriamo sono molte volte inferiori a un millimetro, per cui ci dà una capacità di valutare quello che dobbiamo fare e poi valutare quello che è stato fatto intraoperatoriamente, cosa che certamente è qualcosa di stupefacente che soltanto pochi anni fa non era E quindi pensabile. entriamo in questo ambito microscopico. Che cosa vediamo? Che tipo di intervento stiamo In questo momento vedendo? stiamo facendo un intervento sulla retina. È un intervento, questa è una paziente che ha avuto un foro nella parte centrale della retina. Questo intervento è associato anche in contemporanea alla chirurgia della cataratta, e andiamo ad asportare una membrana che è stata la causa della formazione di questo foro, per favorire poi successivamente la chiusura di questo foro. Questo foro è nella parte più importante della retina, quella che ci permette di vedere nella porzione proprio centrale, e si chiama macula. Abbiamo le immagini di altri due interventi. Noi stiamo facendo ora un altro intervento che è invece un intervento sempre di retina combinato, anche qui la chirurgia della cataratta. Ora avete modo di vedere la chirurgia della cataratta, Che è molto sempre diffusa, con un sistema 3D. questa cataratta sempre più diffusa. Ma la cataratta è la patologia chirurgica più diffusa in assoluto, anche perché è una patologia strettamente connessa all'età avanzata Esatto. dell'individuo. Con l'aumento dell'età media questa patologia Andiamo un po' tutti certamente, incontro, ma lo possiamo definire oggi un intervento di routine o presenta dei rischi? Allora, intervento di routine purtroppo è identificato come un intervento semplice. In realtà per routine bisogna considerare il fatto che è un intervento molto frequente. Però certamente non è un intervento, cioè se noi intendiamo come routine un intervento semplice, non lo è, perché qualunque tipo di intervento va considerato con tutta la attenzione, la dignità, la possibilità di potenziali Certo. rischi, e quindi non banalizzarlo. La chirurgia della cataratta oggi è una chirurgia di elevatissima tecnologia, il recupero è rapidissimo, la procedura chirurgica è anche questa molto rapida, un intervento dura 10-15 minuti, il paziente entra in sala, esce e dall'indomani si toglie la benda e già Per cui per questo motivo può sembrare semplice, perché dura poco e il decorso è rapido. È un intervento che ti dà proprio questa rapidità di recupero, rapidità nell'esecuzione. L'individuo lo interpreta come un intervento semplice, cosiddetto Ma di routine, ha la sua ma non è complessità. così. È un intervento che Cioè è un ogni caso è intervento di diverso, altissima poi. tecnologia, che però può avere dei rischi, per quanto in percentuale ridotta, ma estremamente gravi, quindi sicuramente non va banalizzato. Noi stiamo continuando a vedere, intanto mentre parliamo, le immagini di questi interventi che avete effettuato la mattina in cui stiamo registrando. Diciamo, questa è una giornata per noi qui sì di routine, Ecco. perché è una giornata, noi non abbiamo programmato questa
questa vostra presenza qui è quello che noi facciamo ogni giorno. Vi abbiamo trovati in sala operatoria, già sì, con 3 interventi immediati. In un periodo estivo che normalmente potrebbe far pensare che si riduca il lavoro, invece si lavora allo stesso modo, diciamo riorganizzando, considerato il momento anche di ferie di alcuni sono interventi quindi che ovviamente a cui i pazienti accedono col Servizio Sanitario Nazionale? Assolutamente sì, questa è una struttura pubblica per cui si accede col Servizio Sanitario Nazionale. Noi devo dire che abbiamo liste di attesa veramente estremamente basse per un po' tutti i tipi di chirurgia, per alcuni addirittura non abbiamo, per quanto riguarda le patologie della retina, che vanno fondamentalmente in regime quasi di urgenza. Emergenza no, perché emergenza significa un'attivazione, in un regime di urgenza non c'è attesa, ma anche per la chirurgia programmabile come quella della cataratta abbiamo liste molto molto basse proprio per gli spazi che noi possiamo offrire per il numero di sale operatorie e per il nostro sistema organizzativo. Erogate anche i servizi di chirurgia refrattiva, la correzione della miopia, la correzione di altri difetti? La chirurgia refrattiva è un tipo di servizio che non rientra nell'EA, nei livelli essenziali di assistenza. Bene, noi fino a alcuni anni fa lo davamo pagando un ticket all'ospedale, poi purtroppo nel 2020 con la problematica connessa alla pandemia abbiamo dovuto razionalizzare le nostre linee di assistenza, abbiamo dovuto concentrare sulle tipologie di patologie che sono coperti dai sistemi essenziali di assistenza. Ma chissà, non è escluso che in futuro, perché adesso stavo per chiederle, proprio per concludere, dottore Marino, qual è il futuro del suo reparto? Come lo vorrebbe, come lo vedrebbe, che cosa si augura? Allora, oggi un reparto e quindi un'istituzione pubblica come questa, come primo concetto, come tutto quello che è il mondo della sanità, intanto non può mai fermarsi, cioè non esiste qualcosa di statico, è sempre un continuo cambiamento sia in termini di tecnologie sia in termini di sistemi organizzativi, quindi un aggiornamento anche continuo, sia in termini di innovazione anche delle terapie, dal punto di vista della farmacologia, della chirurgia. E quindi anche formazione quindi degli operatori. C'è continuamente formazione, in questo devo dire che l'azienda ci supporta molto. Noi diciamo a cascata tutte le varie figure, dalle figure che dirigono l'azienda ai direttori come noi di struttura complessa, abbiamo degli obblighi di innovare sempre, formare il personale, in considerazione del fatto che chi si ferma è perduto, nel senso che non è ai tempi con quello che sono le esigenze che ti si presentano. Questo però purtroppo è uno sforzo molto grande, perché i cambiamenti oggi non sono quelli di 25-30 anni fa, sono rapidissimi, e questo purtroppo è uno quindi dei problemi. Quindi la sua sfida è rimanere... Ma è la sfida di tutti, esatto, non solo la mia, anche perché ribadisco, noi non siamo entità singole, noi siamo delle entità che devono che fanno parte di un apparato, per cui da soli ci vuole tutto un sistema che collabora. Però devo dire che qui gli sforzi sono tanti e con tutte le difficoltà che oggi si hanno per tutta una serie di motivi che vanno dal problema pandemico al problema organizzativo, comunque riesce a trovare delle soluzioni. Dottore Marino, nell'ottica, mi perdoni il gioco di parole, di un continuo aggiornamento appunto di formazione e di migliori servizi, grazie, le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, anche da parte dei cittadini, perché i cittadini necessitano di essere informati su quello che è il mondo Siamo della sanità. Siamo qui per questo. Infatti, grazie ancora a voi. L'oculistica del Garibaldi Inesima diretta dal dottore Marino è sia un'eccellenza clinica che chirurgica. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo acquistato 2 o 3 microscopi, attrezzature molto performanti che consentono interventi delicatissimi sull'occhio e che fa certamente dell'oculistica del Garibaldi un punto di riferimento regionale.